Sono passati 48 anni dal 19 luglio del 1966, data passata alla storia come il giorno della frana di Agrigento. Un intero quartiere scivola a valle, lasciando senza tetto 8.000 persone. Sono le 6 del mattino di un giorno come tanti altri, quando sull'asfalto della vicina via Dante si apre una profonda fessura. Alle 7:15 un sussulto, pochi minuti dopo un profondo boato. Nell'arco di pochi istanti una fitta nube si leva sui quartieri occidentali della città. È la frana che spazza via tutto. Io lavoravo e qui che c'è una fornace di laterizi e tutto insieme, che qui sotto l'Addolorata, ho visto una specie di terremoto. Mo lo dico, vedete che il terremoto c'è, andiamo via, perché avevamo le famiglie. E mentre con la macchina prendevo la strada non potevo passare, che c'era la strada interrotta, e ho girato dall'altra strada del Raffadale. I palazzi che sono andati via, perché qui all'Addolorata c'era un palazzo alto e non si vedeva più, è sprofondato nella frana. È il 1960 quando ad Agrigento si mette in moto la vorace macchina della speculazione edilizia. Giorno dopo giorno inghiotte pezzi della città vecchia per lasciare spazio a giganteschi mostri in cemento armato. Pensate, in soli 20 mesi vengono edificati 5.000 alloggi. 2 anni dopo, nel 1962, ad Agrigento si comincia a parlare di piano regolatore, piano che l'allora classe amministrativa e politica della città comincia ad osteggiare per dei cavilli burocratici, osteggiato e boicottato fino ai giorni nostri, ma senza un regolamento edilizio, quelli che possiamo definire gli sciacalli del cemento, con la complicità dell'allora classe politica, inaugurano quella che passerà alla storia come il sacco di Agrigento. Bisognerebbe tirare le orecchie agli amministratori comunali. Sono loro i veri responsabili, guardi. Perché? Perché non fanno niente, non fanno nessuno niente. Se ne vanno al comune, si vanno a sedere e fanno così. Non hanno fatto niente di niente, completamente niente. E ci abbiamo avuto sempre dei politici di primo ordine a Roma e loro non hanno fatto niente mai per Agrigento. Non posso fare il nome, ma non è corretto. Fossero tutti onesti, questo non succederebbe, sia ad Agrigento, in tutta Sicilia e in tutta Italia. Qua ad Agrigento siamo abbandonati da tutti, da tutti. L'attività edilizia prosegue a pieno ritmo grazie alla compiacenza dell'allora classe amministrativa e politica, che anzi si impegna a far decadere i vincoli esistenti. Nel 1965 Agrigento, la più bella città tra i mortali, si trasforma in un gigantesco ecomostro. Continuano a sorgere enormi giganti in cemento armato su un terreno però fragilissimo, friabile, che non può certamente reggere il peso di centinaia di tonnellate, ed è proprio allora che la lobby della politica e del cemento deve fare i conti con la realtà, la frana del 66. Che c'è stato veramente una cosa, un disastro per tutti, come si chiama, anche per le persone che sono rimaste fuori, tutte queste cose. Proprio quel giorno stavo passando per la via Dante, che dovevo andare a lavorare, e vedevo i palazzi che si sgretolavano, accadevano giù. Ma da allora non è che è cambiato Agrigento granché. Era una giornata lavorativa, che lavoravo al bar e al campo sportivo. Ho visto arrivare tutta la gente che veniva, quasi qualcuno nudo addirittura completamente, che correvano verso a valle per cercare di salvarsi, qualcosa del genere. La storia dei misfatti che si sono perpetrati ad Agrigento tra gli anni 50 e gli anni 60 presto varcano lo stretto. Nell'arco di poco tempo Agrigento, nell'opinione pubblica nazionale, diventa la capitale dell'abusivismo edilizio. Da allora, secondo lei, cosa è cambiato ad Agrigento? Niente, la legge Gui-Mancini ha rovinato Agrigento con tutti i politici. All'inizio degli anni '80 l'amministrazione comunale presenta il piano regolatore generale, ma il disordine urbanistico continua a regnare sovrano, si continua a costruire senza regolare licenza. Un piano urbanistico senza un piano particolareggiato rimane carta straccia. Al Viale della Vittoria era tutto a creta, una montagna di creta. Hanno scavato e hanno costruito i palazzi, non facendo i muri di contenimento di dietro. Questo non doveva succedere. Speculazione di tutti i sindaci e tutti i politici che dicevano: costruite, tanto non vi mando nessuno, non vi preoccupate, per amore di avere voti.
Veda, questo è un grattacielo. Questo è un grattacielo che tempo fa dice che dovevano abbattere 6 piani e ancora è all'impiedi. Quello pure, perché c'era che i signori governanti mangiavano, ha capito? Ci dava l'appartamento, allora tu costruisci che io... è questo. Sottosuolo è tutto vuoto, pieno di caverne. Il menefreghismo c'è dal comune, di quelli che comandavano fino a posto oggi. Nel corso degli anni la frana viene archiviata tanto dalla magistratura quanto dalla classe politica. La vecchia Girgenti però continua a morire giorno dopo giorno. Le vecchie profonde ferite mai rimarginate si sono riaperte, minacciando ancora il cuore di Agrigento. La ferita più profonda però è stata inferta alla cattedrale, ormai da qualche anno chiusa, ma nel corso del tempo tanti sono stati gli interventi e tanti milioni spesi, ma nonostante ciò la collina sottostante continua a franare e quindi la cattedrale continua a rimanere chiusa. Un'altra ferita che affligge il centro storico di Agrigento è quello che vedete alle mie spalle, ovvero ciò che rimane, le macerie di Palazzo Lo Iacono Maraventano, sbriciolato all'alba di Pasquetta del 2011, massi in cemento e pezzi di storia crollati sugli edifici circostanti. Agrigento continua ad arricchirsi di storie, di crolli e cedimenti, crolli che non riguardano più soltanto la parte più antica della città, il centro storico, ma crolli che cominciano a riguardare anche zone relativamente più nuove della città. L'ultimo crollo in ordine di tempo è quello del muro che conteneva e sosteneva la collina soprastante il Viale della Vittoria. Ma a questo punto mi viene da chiedermi, è più debole il territorio di Agrigento o la classe politica che in tutti questi anni non ha saputo trovare una soluzione a questo problema? Uno e l'altro, uno e l'altro, guarda. Tutte le due cose. Lei ritiene che la fragilità di Agrigento sia più strutturale o politica? Politica più che mai. Politica, perché qua ci sono stati diversi politicanti che hanno mangiato, va. Si poteva fare di più, sia da parte dei privati, sia anche da parte dell'amministrazione, che poteva anche spendere 2 parole in più per, diciamo, obbligare tra parentesi i privati a fare qualche piccolo intervento, sempre tra parentesi, perché di piccolo intervento credo che non si possa parlare.